Ha voluto firmare il decreto che dà l'avvio ufficiale al referendum consultivo davanti alla stampa e l'ha giunta al gran completo per un atto che Luca Zaia, presidente del Veneto, definisce storico. Una consultazione dei veneti e non della politica. 5 milioni di cittadini, che insieme ai 10 della Lombardia rappresentano un terzo degli italiani, per rivendicare più autonomia gestionale come previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Paroni a casa nostra significa che possiamo diventare come Trento e Bolzano. Il percorso sicuramente sarà impervio, non sarà facilissimo, però la base per la trattativa è il referendum. Senza il referendum non si va a trattare. Una trattativa possibile in che termini applicativi? Semplicemente interpretando la Costituzione, l'articolo 116, se applicassimo al Veneto tutte le competenze previste, possibili per una regione scritte nella Costituzione, noi saremmo come Trento e Bolzano. Questo è un dato di fatto, avremo 19 miliardi minimo delle nostre tasse che restano in Veneto. Queste sono fantasie. Il titolo quinto della Costituzione esiste dal 2001, sono passati 16 anni, lì ci sono scritte 19 competenze più altre 3, quindi 22 competenze possibili per le regioni. In 16 anni non c'è stata una regione in Italia che ha avuto almeno una di quelle 23 competenze. Questo la dice lunga sulle trattative con Roma. Un Veneto a statuto autonomo mette in archivio le ansie di indipendenza? Di noi confermiamo le due nostre partite che sono autonomia e indipendenza, abbiamo fatto 2 leggi referendarie. A tutt'oggi non è possibile dal punto di vista proprio giuridico. Prova ne sia che neanche la Catalogna è riuscita ancora a fare un referendum ufficiale. Assetti che cambiano e destinati a cambiare in Europa, leggi Francia. Penso che anche lì si è rotto un argine, quello che qualche anno fa era impensabile oggi è realtà, è una messa in discussione di un modello che non funziona, che è quello europeo, e io direi non anti-europeista, è del modello che non funziona. E direi che i cittadini hanno dimostrato di essersi riappropriati del fatto all'interno delle elezioni del dare l'indicazione. Vediamo che il mondo intero sta guardando la partita della Francia, ma che è una partita che sarà seguita dalla partita italiana, da molte altre partite, quella tedesca, piuttosto che di altri paesi europei. Ma Macron è europeista. L'importante è capire che Europa vuole, perché se l'Europa che vuole, l'europeista Macron, è l'Europa che abbiamo oggi, non ce ne facciamo nulla di questa Europa, possiamo tranquillamente farne a meno. Si pensi all'immigrazione, si pensi alla politica monetaria, si pensi agli interventi nella crisi, si pensi a tutto quello che oggi c'è in Europa. È un'Europa in mano ai burocrati, non in mano al popolo. E il fatto che la Le Pen sia arrivata al ballottaggio, come lo valuta? Positivo, il problema è un altro, il problema è che la legge elettorale francese poi porterà molto probabilmente gli altri a coalizzarsi tutti contro, ma il segnale ormai c'è stato e la diga è rotta.